I numeri della 30ª Venice Marathon, disputatasi nelle scorse settimane, non lasciano dubbi. 8.000 partecipanti, dei quali 1.540 stranieri provenienti da 67 paesi, per un appuntamento che è sì un grande evento sportivo, ma anche una grande occasione di business per il turismo locale. Il Veneto, già regione più turistica d'Italia, è anche la più sportiva attualmente, grazie alle sue 4 maratone. Oltre alla già citata Venezia, Verona in programma il 15 novembre, Treviso il 6 marzo e Padova con la Maratona di Sant'Antonio del prossimo 17 aprile. Un patrimonio da valorizzare e da promuovere con ancora più efficacia nei mercati internazionali. Per questo la Regione Veneto ha presentato ad Expo 2015 un progetto dedicato a questi 4 eventi con l'obiettivo di renderli ambasciatori sportivi del territorio e continuare a far correre i numeri del turismo veneto. Sì, oltre ad essere la regione più turistica d'Italia è anche la regione più sportiva d'Italia, anche se innestiamo non solo le maratone ma anche il cicloturismo per esempio. Ma in quel caso, nel caso delle maratone, noi abbiamo voluto creare una regia unica delle 4 maratone che abbiamo in Veneto, la Venice Marathon, la Treviso Marathon, la Verona Marathon e la Padova Marathon di fatto perché è la maratona del Santo. Queste 4 maratone assieme oggi vanno nel mercato unite e quindi vengono fatte in un periodo dell'anno, diciamo, ognuna con un proprio spazio dedicato, quindi evitando sovrapposizioni, creando una regia unica regionale. Dobbiamo tenere presente che lo sport e le maratone muovono circa il 10% dei turisti nazionali, quindi italiani che vengono in Veneto e anche stranieri, un altro 10% di persone che vengono qui per fare le maratone. Quindi voi capite che il volano dal punto di vista economico è importante, stiamo parlando di circa 6,3 miliardi di introiti legati al mondo delle maratone. Quindi oggi qui a Expo vogliamo anche lanciare il sistema unico delle maratone venete.